Oggi vi mostrerò come mi hanno insegnato a tenere lo strumento. La mia posizione è questa. Le dita sono dritte e chiudo i buchi con i polpastrelli. Quindi la posizione ad artiglio, come si dice, secondo me è sbagliata. Quindi ripeto, le dita dritte e dovete sentire i polpastrelli, i buchi nei polpastrelli. Quindi per fare ciò mettiamo prima l'indice, poi il mignolo, poi lasciamo andare le altre due dita e per ultimo sistemiamo il pollice più o meno sotto l'anulare. La posizione non è precisa, è relativa alle esigenze di ogni persona. Anche per quanto riguarda Sacrova, prima di tutto mettiamo l'indice, sempre sentire col polpastrello il buco, poi il mignolo, poi l'anulare, il medio, lasciamo andare, per ultimo il pollice. Anche in questo caso la posizione è più o meno sotto l'anulare.